io ero uno di quelli che facevano i banchetti per la Venezia-Monaco, no? E adesso vedere che uno dei temi principali diventa il ponte sullo Stretto del Messina, un attimo di disagio da leghista, questo è forte, è sintomatico, ma come me tantissimi. 10 anni a Palazzo Madama, presidente della Commissione Agricoltura, fiero di essere stato il parlamentare veneto con più presenze in Senato, diceva all'indomani della sua per molti clamorosa esclusione dalla candidatura alle elezioni del 2022. Giampaolo Vallardi, di motivi di malumore nei confronti dei vertici della Lega, ne ha più di uno da tempo, ma non è la sua corsa mancata a irritarlo di più, quanto l'atteggiamento del Carroccio romano, lo stesso finito nel mirino delle proteste degli ultimi mesi, anche e soprattutto dal Veneto e dalla Marca, e che i militanti sperano di vedere cambiato, almeno territorialmente, con i congressi. A Treviso si attende la data ufficiale per fine gennaio. Ancora non sappiamo nulla, dice Vallardi, che chiede comunque un cambio di rotta. Da militante voterò chi ha il programma che sostiene le tesi del Nord. In questo momento vedo un partito che è troppo sbilanciato al centro-sud, i temi vecchi, cari vecchi temi del Nord sono un po' lasciati, devo dire, anche in disparte, a parte l'autonomia. 4 candidati, da Luciano Dussin, per molti il favorito, all'onorevole Dimitri Coin, da Riccardo Barbisana a Giuseppe Paolin, un partito diviso in 4. Vallardi non ha ancora deciso con chi si schiererà, ma l'appello al futuro vincitore è chiaro. L'importante è che non si faccia condizionare dalle chiacchiere, non si faccia condizionare dalle simpatie, cosa che, lo dico ma senza polemica, ma è la realtà, è successo in questi ultimi anni, che ci ha portato inevitabilmente poi a quella perdita di consenso che qualcuno dice è solo nella testa di alcuni, ma invece secondo me è reale, quei risultati disastrosi che hanno visto un partito che all'europea era il 49,9% e che adesso viaggia a valori, insomma, che abbiamo visto alle recenti elezioni, che sono anche imbarazzanti.